La magia del violino di Paolo Tagliamento, accompagnata dall'Orchestra Sinfonica dei Solisti di Radio Veneto 1, ha incantato il Teatro Comunale di Treviso. Tutto esaurito in una serata che ha visto il debutto con l'orchestra trevigiana del direttore Massimo Raccanelli. La serata è iniziata con le note del concerto per violino e orchestra, opera 77, di Johannes Brahms, vero caposaldo della musica e della storia del repertorio violinistico. Alla fine un lungo e interminabile applauso di tutti i 700 presenti. Riportare Treviso ad essere la piccola Atene era il motto della serata, che si è aperta con le parole di Lavinia Colonna Preti, assessore alla cultura del comune di Treviso. La musica classica e Radio Veneto 1 sono uno dei fiori all'occhiello della città e con loro 50 musicisti, grandi professionisti che da anni calcano i più grandi palcoscenici mondiali, affiancati da molti giovani dal talento indiscusso, che rappresentano il meglio della scuola grande di musica veneta, la prima mai esistita al mondo. Le parole dell'assessore Lavinia Colonna Preti. Una serata speciale perché poi questa orchestra è cresciuta nel tempo e pian pianino ha radunato attorno a sé, credo che si possa dire, i migliori artisti veneti che si avvicendano sul palco. Questa sera avremo degli artisti molto importanti, molti artisti trevigiani, quindi è un concerto che dobbiamo sentire anche molto nostro. La serata è proseguita con Mendelssohn e la Sinfonia numero 4, opera 90, più nota come l'Italiana, una sinfonia in cui è virtuoso il dialogo tra fiati e archi, una composizione frizzante che richiama ampiamente la cultura musicale italiana. Alla fine ancora applausi per un concerto trasmesso anche in diretta e seguito in tutto il mondo. Messaggi sono arrivati dal Messico e dalla Turchia, con apprezzamento per i solisti di Radio Veneto 1, ma anche per la bellezza del teatro trevigiano, il cuore pulsante della cultura e della bellezza di un'intera provincia.